Salve a tutti, sono Marco Zalfa14. In questo video vi farò vedere l'apertura di due pacchetti di stirpe dei draghi, questo Dark Box e queste bustine verdi. Iniziamo dal Dark Box. Oh, abbiamo fatto. È bello. Non c'è la porta il segno, come segna libro lì, che segna così, no niente, scusate, è una cazzata questa. È una cazzata. Apriamo le bustine che non so come si fa. Ah sì, ho capito. L'action non lo troverò, ho già capito. Perché in 7 bustine mi sembra che ho aperto, ho trovato una X e l'eolo. Bellissimo. Guarda, sono belle, Oddio. Ma questi qui sono per Yu-Gi-Oh! Non credo che ci stiano anche queste del Pokémon. Iniziamo dal Gyarados. Belle le collezioni. Bustina, scheletto di Gyarados. Qua c'è Milotic e qua Altaria. Apriamo la busta. Aspettate. No, niente. Salvata. Non riesco a tirarle fuori. Allora. L'ho fatto. Ah no, c'è rimasto il codice dentro. Oh cazzo, l'ho piegate tutte. No, solo il codice online. 1, 2, 3 e 1. Niente. Allora, Houndour, Marip, Nospas, Fibas, Cubone, Roselia, Fluffy, Swablu, Beautifly, Raro Reverse e Mega. Bello. In bustio. Credo che non ci... infatti non ci sta. Vabbè, allora procediamo con il secondo ed ultimo pacchetto. Qua bigliettino con Milo che è sempre Altaria, con l'involucro, giratina. Salvata anche questa. E solo queste cose qui. Codice online 1, 2, 3 e 1 e 2. È una merda, vera. Magma, Trubbish, Triflum, Golett, Fibas, Rifusione, Acqua, Elettro, Terra e Metallo. Wilmer, 100 punti di vita, porca puttana. Oh. Gigabyte, bello, mi mancava questo. Dino e
Marowak. Allora, le più belle sono state queste, cioè dei 9 Reverse, Beautifly Reverse, Maro Carraro e Yanmega. Benissimo, questo video si può anche concludere. Ci vediamo al prossimo video da Market F14.